Ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. 0. Il conto alla rovescia ci dice che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:40. Noi chi? Francesco il Magnifico, stupendamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e il sottoscritto, ovvero sia l'avatar, il mio avatar, cioè il grande grosso Ciccio Barbù. Dunque oggi si parla di libertà, quindi all'occhio. E prima di tutto partiamo con i numeri a vostra disposizione, senza filtri né censure. Se volete intervenire in viva voce, 0292 94 7222. Il WhatsApp invece 340 670 9659. I convenevoli formulaici per ricordarvi che secondo la commissione interna siamo a 24 in questi locali, siamo arrivati a 24,9 gradi centigradi sopra lo zero, 16,1 invece quelli gradi esterni, centigradi è sempre sopra lo zero ovviamente, 25% l'umidità, la pressione è a 1014,4 millibar. Francesco e il sottoscritto si trovano sospesi a 138,4 metri sopra il livello del mare. Poi l'abbraccio forte, come prassi e come meravigliosa abitudine, alla signora Carmela, alla signora Adrianangela e alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ma ve lo garantisco io, ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Le altre piattaforme dalle quali seguirci, ovviamente la Radio DAB, non può essere altrimenti, poi il sito radiolibertà.net. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. L'applicazione iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate sulla costa terrestre con i vostri cellulari. Il profilo Facebook, dove ogni notte che il cielo manda in terra troverete le sinossi delle interviste che poi sentirete oltre la pagina, perché questo è Che giorno è. E naturalmente il profilo Facebook è anche indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione della nostra emittente. E poi abbiamo Twitch, il social di ultima generazione, e anche a targhe alterne YouTube. Parleremo di libertà, parleremo di 5 anni. Vi ricordate? Poco più di 5 anni fa, scattava il lockdown. Non pensiate, anzi no, pensate quello che volete. L'intento dell'intervista che sentirete a Corrado Cone non è quello di tornare a parlare dei vaccini, del Covid. Se lo volete fare, io non impedisco nulla a nessuno. Io, riflettendo, poi ho letto anche l'articolo del dottor Ocone su Libero ieri l'altro, e commentava anche un testo che è uscito, una raccolta di saggi, critica della ragione pandemica, è un testo universitario, se non ho capito male, che costa 30 euro, 750 pagine, Covid-19, ripensare la fenomenologia di un evento epocale. Ho fatto delle associazioni e mi farà piacere molto confrontarmi con un pensatore come Corrado Ocone, che sul pensiero liberale, sulla libertà ha scritto saggi oltre che molti articoli. Perché
se parliamo del vaccino, del Covid, ci dividiamo per bande, litighiamo, eccetera. Ma quello che è successo 5 anni fa è stata una limitazione della libertà. Fino a che punto accettabile? Il coprifuoco era accettabile? Aveva senso il coprifuoco, impedire alle persone di circolare dopo le 10 era, se non sbaglio, proprio quando anche a Milano c'è poca gente in giro. Francesco, tu che sei più giovane giri sicuramente più di me, non è che dopo le 10 e le 11 Milano pulluli di gente che va in giro. No, ma non ho voluto mettere il coprifuoco e lì un po' di puzzetta di bruciato. Poi libertà, quella volta qualcuno aveva perso anche il controllo, ma io però ho fatto i conti con me stesso e ho pensato che se fosse successo 30 anni prima, quando lavoravo in fabbrica, avevo bisogno, come l'aria, come l'ossigeno, di uscire la sera, fuori, con amici, in birreria, al cinema, avevo un piccolo fuoristrada, andavo a farmi in giri in pedemontana, sotto il plenilunio, in mezzo ai boschi, e dovevo farlo, se no morivo, impazzivo, no? Perché 10 ore in fabbrica impazzivo. E pensate se fosse successo 30 anni fa, io sarei impazzito probabilmente. Quindi quelli che hanno perso un po', anche sono andati un po' fuori di testa, li ho capiti poi. Proprio questo è il punto, infatti. Il Super Green Pass di Mario Draghi è una limitazione pesante della libertà, perché, ripeto, libertà non è fare quello che ci pare. Libertà comunque è avere una scelta. Il Super Green Pass non ha dato scelte, il coprifuoco non dava scelte, e anche la vaccinazione, ma su quello discutiamo perché poi bisogna capire, lì ci porta lontano. Io volevo arrivare adesso invece, volevo arrivare a oggi. Allora, scatta un'emergenza e nel momento in cui scatta un'emergenza si pongono in essere meccanismi che limitano la libertà delle persone, degli individui e dei gruppi. Allora, se ci pensate, l'allarme che è sparito, no? Il riscaldamento globale, la green car, ne abbiamo parlato con ospiti autorevoli, comportava una limitazione della libertà, della mobilità delle persone, perché l'auto verde non è a portata di tutte le tasche, quindi tante persone avrebbero dovuto rischiare di smettere di usare l'auto, di spostarsi con l'auto, con tutto quel che ne consegue. E fin lì sembra scongiurato. E adesso però c'è l'altro allarme, c'è il riarmo, c'è la minaccia, c'è Putin che sgancia chissà quante bombe, eccetera, eccetera. E ho pensato, e se fosse stata un'avanscoperta quella ridicola, no? Abbiamo reso tutti la questione del kit. Se fosse stato così un assaggio giusto per farci ridere, poi la prossima volta invece si parlerà di un kit serio. Poi magari saremo obbligati ad averlo con noi questo kit, saremo obbligati a averlo in casa, saremo obbligati a averlo in auto. Se non ce l'avremo in auto, se non l'avremo con noi, non potremo circolare. Sto andando un po' tra Orwell e Asimov un pochino, mi rendo conto, però quello che è successo, proprio per capire quello che è successo 5 anni fa, quello che è accaduto, per capire, per fare in modo che questa volta si rifletta diversamente, per, per parlare proprio del rischio di limitazione, di perdita della libertà. Questo è anche il succo dell'articolo che ha pubblicato ieri l'altro Corrado Ocone su Libero. Il dogma medievale Deus vult è stato sostituito da lo dice la scienza, che dai vaccinomani è passato a ultima generazione. Adesso vedremo cosa succederà con il riarmo. E insomma, io direi che visto che ci chiamiamo Radio Libertà, questo tema sia quanto mai attinente anche al nome di questa testata, di questa radio, e soprattutto attinente a quello che è un po' la linea da sempre del pensiero di questa radio, anche quando era Radio Padania Libera. Non è che Radio Libertà nasce così, Radio Padania Libera RPL è un po' la Lega
cos'è stato, cos'è se non un movimento politico che si è mosso in termini di principi liberali. La, il federalismo, ma anche addirittura la secessione, era la rivendicazione di una possibilità di scelta. La libertà risiede nella possibilità di scelta. Poi c'è la libertà positiva e la libertà negativa, ma lì andiamo lontano. Allora, questo è il primo argomento della giornata, dell'oltre la pagina. Poi naturalmente che giorno è? Adesso partiremo con i genetriaci, musica per voi, i rilevamenti demoscopici, i sondaggetti. Nella seconda parte di Oltre la pagina, un tema che abbiamo affrontato con Erika Stefani quando è stata votata la legge sul femminicidio. Io ricordo anche che qualcuno di voi aveva scritto: ma siamo sicuri femminicidio, proprio che sia necessaria una legge, è già punito l'omicidio con l'ergastolo, eccetera. E ci spiegava Enrica Stefani, l'aveva spiegato anche l'ex ministra Bongiorno, che si trattava anche di un intento culturale, perché comunque questo è un paese, io mi vergogno, cioè io mi vergogno di essere stato in un paese che fino al 1996, non 95, 96, fino al 1996 lo stupro era un reato contro la morale. Da vergognarsi, da vergognarsi. Ma dov'erano i comunisti? Dov'erano? Il PC? Dov'era? E fino al 1980, qui siamo più distanti nel tempo, ma comunque io sono abbastanza grandicello da ricordarmelo bene. Un giorno in pretura su Rai 3 comincia lì la sua epopea, e scopriamo che esiste, lo sapevamo già, ma poi lo scopriamo, che esiste anche nelle aule dei tribunali il delitto d'onore. Il marito che coglieva la fedifaga diciamo in scambi erotici con l'amante poteva ucciderla più o meno impunemente, credo impunemente. E allora, se adesso si parla di femminicidio è perché c'è un passato in questo paese schifoso, disgustoso, marcio, immondo, non so quali termini usare. Però bisogna stare attenti a non passare come dire, all'estremo opposto, diventare asimmetrici. E allora seguiamo con Maurizio Tortorella, che ha dedicato un articolo molto interessante su Panorama su questo tema, il percorso della legge, che non sarà un percorso semplice. Intanto c'è la possibilità che vi sia vizio di incostituzionalità, perché l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di religione. Qualcuno potrebbe dire: spiegami un attimo, il marito che uccide la moglie, femminicidio, è condannato all'ergastolo. Il padre che uccide il figlio perché è gay non viene condannato all'ergastolo, quindi viene discriminato il gay rispetto alla donna. Questo sia chiaro, non lo dice Maurizio Tortorella. Maurizio Tortorella ha raccolto il parere di autorevoli giuristi. Questo, per esempio, è il presidente dei penalisti dell'Unione Camere Penali che lo dice, Giandomenico Caiazza, che vi assicuro non è proprio uno di sinistra. Un altro penalista invece, come Marco Pelissero, parla di, questo l'ho messo io, di una legge tautologica, no? Perché c'è già insomma, l'omicidio è già punito con l'ergastolo, e in ogni caso, visto che anche il femminicidio prevederà delle attenuanti, poi c'è magari il verso che un colpevole di femminicidio condannato all'ergastolo poi non sconti più l'ergastolo, quindi vedete quanti spunti ci sono per capire se era il caso o meno di portare avanti una legge che ha nobilissimi intenti, ma poi bisogna anche vedere i risvolti pratici e attuativi. Poi c'è il giurista progressista, questo è progressista, quindi è nato pesante,
Giovanni Fiandaca, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, è un insulto ai principi di un diritto penale costituzionalmente orientato. Tra l'altro pensavo anche, leggendo questa reazione veemente del giurista progressista, che femminicidio è un termine molto caro a sinistra, è la sinistra che lo ha inventato. A destra non piace molto perché viene usato femminicidio, patriarcato, destra, patriarcato, l'uomo di destra uccide le donne. Vogliamo farla passare un po' così, certe volte danno questa impressione quelli del mondo progressista. Però la legge parla proprio di femminicidio espressamente. Io dal punto di vista semantico lessicale l'unico, l'unico aspetto sul quale posso pronunciarmi come cittadino, perché per il resto sì, non è che sia un esperto di diritto, non mi piace il termine femminicidio perché l'uso della parola femmina ha ha un'accezione un po' spregiativa. Avrei usato altro, perché femminicidio, la femmina, che non spregiativo fosse eccessivo, però diciamo non proprio rispettoso di quei canoni del politicamente corretto, ma anche semplicemente dei rapporti come devono essere rispettosi. E quindi non mi è mai piaciuto da quel punto di vista. Per il resto gli intenti invece sono, in ogni caso dal punto di vista culturale, sono nobilissimi. Fa venire in mente questi stessi che hanno escogitato, hanno inventato il termine femminicidio, e sarà anche contento quello che l'ha inventato, visto che poi ha avuto anche un certo successo, un certo riscontro, addirittura usato per una legge. A sinistra scoppiò un cancan, un arcano, un po' di anni fa ormai, sono passati degli anni, quando un esponente, forse addirittura leghista, non so se consigliere regionale, eccetera, in una trasmissione televisiva, parlando in dialetto, gli è scappato il termine mascia. Francesco, secondo te cosa vuol dire la mascia? Femmina, femmina, il maschio e la mascia, no? Ci sono anche padri che ho sentito io dire mi fia mascia con la mascia, no me fia, con la mascia che la va a scuola la prossima settimana, per dire. E insorsero a sinistra perché dissero che era un termine a parte che essendo dialettale è un suono completamente diverso e infatti è intraducibile in italiano. Ecco, poi questi sono gli stessi che hanno sdoganato femminicidio. Maurizio mi scrive: stanno preparando il pericolo russo con la buffonetta del drone russo che riprendeva il centro, che fa visitare anche le scuole. Solita storia, terrore per farsi ubbidire, scrive Maurizio. Bravo, questa l'avevo pensata stanotte e poi non me la sono ricordata, perché sul Lago Maggiore, se non sbaglio, è stato fotografato un drone russo che riprendeva un'azienda che dovrebbe essere strategica. Vediamo, ne parleremo comunque Maurizio è libero di intervenire quando vuole, poi ne parleremo anche con Corrado Ocone. Caos in corso Palladio, ciclista investe una donna e viene bloccato dalla polizia locale. È successo a Vera, Vicenza. È inaccettabile che chi non rispetta le nostre strade, le nostre regole e la nostra gente si senta libero di fare il proprio, eccetera, eccetera. Questo articolo spiega bene tutto come si è svolto il fattaccio, l'attacco vero e proprio voluto da questo personaggio che forse non doveva trovarsi ancora in Italia, quindi presumo un extracomunitario segnalato da questo ascoltatore. Vicenza come Padova, come Verona, sindaci che sono troppo benevoli con certe risorse straniere di varie etnie e religioni, che non pensano di integrarsi ma diventano delle mine vaganti per la nostra sicurezza e non vengono mai rimpatriati perché una certa magistratura si pone alla loro difesa, insieme a una certa politica di sinistra che parla di rubare le case ai cittadini italiani a favore degli occupanti illegali. Questo è l'intervento. Non rispondo con Soran, rispondo cerco di farlo spiritoso. Il sindaco è stato anche un vostro giocatore, ha vinto anche lo scudetto, Tommasi,
il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, era scarso anche come giocatore, come sindaco è anche peggio. Per me era scarso, ha giocato anche in nazionale, ma era scarso. E come sindaco riesce a fare anche peggio. Era scarso, aspetta, mediocre. C'è quei giocatori mediocri. In dialetto si dice non inasa non espulsa. Cioè quelli che cosa servi? Non serve a niente. Infatti, adesso come sindaco fa che i danni. 13 pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicorbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicorbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Ed eccoci, adesso siamo veramente nei genetriaci. Adesso siamo che ho il microfono lontano. Allora, siamo nei genetriaci ricorrenze commemorazioni del 12° 12° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano. Oltre ai sondaggetti, poi vi facciamo sentire dei gioiellini di Debbie Reynolds tratti da Singing in the Rain, uno dei film che ho più amato. E poi ormai ve la racconto, sì, dai. E poi Jimmy Cliff, cioè il reggae. No, ve la racconto dopo. Cioè, tra l'altro sono storie su cose, non so neanche se spero che vi possano divertere. Allora, genetriaco di un filosofo savoiardo, Joseph de Maistre. Sapere come aspettare è il grande segreto del successo. Mamma mia. Questa frase è spaventosa. Se vuoi ingannare il mondo, di la verità. Chi l'ha detta? Lui, Otto von Bismarck. C'è anche il filetto che è buonissimo. E poi, sì, esiste il filetto alla Bismarck, è anche buono. Lui era un politico e anche militare. Poi, invece, qui entriamo nelle cose serie, entriamo in casa mia, entriamo nella pittura. George Turner, paesaggista, siamo in un inglese, siamo in pieno Ottocento, siamo quasi post-romanticismo e i suoi quadri sono, credo ne abbia scritto anche lo stesso Oscar Wilde, scusate se è poco. Poi abbiamo Lon Chaney Senior, il papà di Lon Chaney Jr., che recitò, che divenne celebre per il film Wolfman, l'uomo lupo. Invece suo padre era anche lui famoso nella storia del cinema, ha fatto il Fantasma dell'Opera e altro ancora. Un altro attore e regista molto importante, molto famoso, molto conosciuto, vale a dire Toshiro Mifune. Non l'ho visto, so che è molto celebrato e nominato anche dai critici cinematografici, I Sette Samurai. Lui ha girato I Sette Samurai con Akira Kurosawa. Poi abbiamo Milan Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere. Poi dallo Spia ci aggiunse l'edonismo reganiano. Protagonista questo scrittore intellettuale ceco della primavera di Praga. Poi abbiamo Debbie Reynolds, che poi la sentiremo in Good Morning, tratto da Singing in the Rain. Lei ha avuto la nomination, 0 Oscar, ed era la mamma di Carrie Fisher, la principessa Laila di Guerre Stellari. Quando Vincent mi sente vorrebbe menarmi, perché io ragazzino vado al cinema a vedere Guerre Stellari e quando esco anticipo Fantozzi, perché dico per me è una boiata pazzesca, forse dissi una cagata pazzesca. Infatti hanno fatto 15 sequel che hanno venduto l'inverosimile e incamerato non so quanti Oscar. Ma a me non era piaciuto. Comunque la principessa Laila la conosciamo molto di più per quella parte meravigliosa in Blues Brothers, la sposa mancata di John Belushi, che spara, cerca di ucciderli in tutte le maniere. La cosa che colpisce in questo è che Debbie Reynolds è morta il 28 dicembre del 2016. La figlia Carrie Fisher, che aveva avuto problemi di alcol e droga, era morta il giorno prima. Quindi questo colpisce e commuove anche molto. E poi il genetriaco di Jimmy Cliff, reggae, James Chambers, il suo vero nome.
Oh, sono felice di celebrare il genetriaco di un grande politico, Giampaolo Gobbo. È stato l'artefice della Liga Veneta, della Lega, è stato, diciamo, è ancora, anche se magari praticamente è stato europarlamentare, è stato sindaco di Treviso per 2 mandati, è stato soprattutto segretario della Lega e con lui in Liga Veneta. Chi sei mersente mi dice Robecio. Ed è stato davvero, io ho avuto il piacere anche di vederlo all'opera come politico, davvero, insomma, non se ne vedono più in giro così. E poi il lavoro che ha fatto, lui diceva sempre, mi mettiamo Gobbo perché in Veneto Gobbo da sgobar, da chi lavora tanto, e ha costruito un tessuto eh, di amministratori eccezionale in Veneto, sindaci, assessori, ma anche semplici consiglieri comunali di opposizione a suo tempo. Quindi ha veramente costruito un tessuto dal quale poi è nato Zaia, sono nati tanti altri protagonisti politici, parlamentari, senatori, senatrici che danno lustro alla Lega, alla Liga Veneta, e, e che sono appunto cresciuti in quel tessuto che lui ha costruito, perché non sempre è stato rose e fiori la storia della Liga Veneta. Un grandissimo augurio a lui naturalmente. E poi abbiamo nel calcio Alberto Zaccheroni, che mise uno scudetto insperato col Milan nel 1999. Pensate che ha allenato Bologna, Torino, Juventus, Milan, Inter, Lazio, Venezia e Udinese. Praticamente ha giocato i 2 derby di Torino e Milano, forse è l'unico allenatore a esserci riuscito. So che hanno giocato come giocatori, come diceva il grande Lidolm, Bobo Vieri ha giocato il derby con la maglia del Torino, con la maglia della Juve e con la maglia dell'Inter e con la maglia del Milan. Ehm, diciamo sono eventi abbastanza, rari e insoliti. Poi ha allenato il Giappone con ottimi risultati. Il romagnolo Alberto Zaccheroni. Un grandissimo, grandissimo, grandissimo calciatore, Giancarlo Antonioni, la Fiorentina direi, e anche campione del mondo nel 1982. Quando Fabio Fazio divertiva, faceva anche le imitazioni, c'era questa gustosissima imitazione di Giancarlo Antonioni che citava la moglie, Rita dice, era simpatico. Poi con gli anni, insomma, evidentemente qualcuno perde lo smalto, Benigni per esempio. Per chi ha amato alla follia come me Benigni, il grande Benigni, quello dell'Inno del corpo sciolto e Cioni Mario, eccetera, vederlo, vederlo così conformizzato, standardizzato, crea un po' di malinconia, di angoscia. Poi John Elkann, il merito prevale sull'età, ha detto. Viva Stellantis. E poi anche questo è un gran giocatore, un grandissimo giocatore che ho citato prima Bobo Vieri, anche Seedorf ha giocato nell'Inter e nel Milan. Mi ricordo una doppietta alla Juve quando giocava nell'Inter, una meravigliosa doppietta. Ed è l'unico giocatore ad aver vinto la Champions con 3 squadre diverse: l'Ajax, il Real Madrid e il Milan. Ha disputato 5 finali. Ha giocato in Italia con la Sampdoria. Credo l'avesse lanciato Eriksson, credo. Allora, poi mi son dimenticato, c'è anche il genetriaco
dell'autore di un'opera molto, molto popolare, molto conosciuta, molto amata, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Io parto per strappare una stella al cielo e poi, per paura del ridicolo, mi chino a cogliere un fiore. Poi spero di farvi cosa gradita, vi faccio sentire, sono poco più di 2 minuti del monologo recitato da Depardieu in un film dell'89 per la regia di Rappeneau. E poi abbiamo non c'è altro. Ecco, allora andiamo a vedere se ci sono. Dunque, no, allora ho sentito male. Teddy Reno è vivissimo e ha 98 anni. Forse un po'. No, non parlavo di Teddy Reno. Debbie Reynolds. Mamma mia, Pellegrini, ti mangi le parole. Biascichi. Sei vecchio, sei da rottamare, sei vecchio. No, hai sbagliato, non vedo il tuo nome, evidentemente ho pronunciato male io. Debbie Reynolds, l'attrice che ha recitato in Singing in the Rain, in anche altri film che ricordavo. Lei è morta nel 2016, il 28 di dicembre, il giorno dopo la morte della figlia Carrie Fisher, che era la principessa Laila di Star Wars, nonché anche la mancata moglie di John Belushi in Blues Brothers. Debbie Reynolds, non Teddy Reno. Perché scandisci bene le parole, non biascicare. Allora, no, Teddy Reno sì, è vivissimo. Avevo letto anche l'intervista a Rita Pavone, Gian Burrasca. Umberto Eco scrisse un saggio, se non sbaglio, su fenomenologia di Rita Pavone, qualcosa del genere. Allora, adesso sono indeciso. Cosa facciamo, Sveva? Facciamo sentire il monologo di Cyrano o Singing in the Rain? Perché Singing in the Rain, facciamo sentire il monologo di Cyrano. Ma questo piccolo aneddoto, insomma, mi è sempre piaciuto fin da quando ero bambino, amato, trasmettevano anche in TV il Singing in the Rain, eccetera. Un po' di anni fa, ormai saranno passati più di 10-12 anni, compro anche il DVD per vedermelo in pace. Singing in è un film pazzesco. E mi ricordo che una sera, quella volta facevo anche adesso vado a casa tutto sommato a una certa ora, ma quella volta, facevo dalle 7 alle 9 o dalle 6 e mezza alle 9 e quindi andavo a casa che arrivavo 10 e mezza, e diluviava. Sono arrivato a casa, ho messo la bicicletta nel garage e poi cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato a ballare Singing in the Rain nelle pozzanghere sotto casa. Solo che io non sono solo che io sono io, non sono l'attore insomma protagonista. Immagino l'effetto ridicolo. Poi quando sono salito a casa completamente zuppo, avevo l'impermeabile comunque, Gene, il protagonista insomma, solo che ero completamente zuppo e Rosalia me l'ha detta di tutti i colori. Allora andiamo con aspetta, c'è ancora Zaya è cresciuto col defunto Panto, incidente in elicottero, c'era anche Zaya mera in barca col figlio di Panto. Posso dirti, allora, Zaya è cresciuto con Giampaolo Gobbo. Allora ti spiego anche, ti racconto se non lo sai. Faccio io adesso ho saputo. No, non me ne importa niente. Allora, questa la so perché vengo da là. Dunque, il papà di Zaya aveva un'officina e Giampaolo Gobbo era rappresentante ed il papà di Zaya era cliente di Giampaolo Gobbo e così si sono conosciuti. Zaya ha cominciato a interessarsi di politica, credo abbia fatto il primo incarico politico sia stato quello
di consigliere comunale a Godega di Sant'Urbano, che è il suo paese di nascita, e poi è diventato, credo nel 99, quando Giampaolo Gobbo era segretario della Liga Veneta, dopo la diaspora di Comencini nel 98, è diventato con Giampaolo Gobbo segretario della Liga Veneta il più giovane presidente italiano di provincia, diventando presidente della provincia di Treviso. Quindi Panto viene successivamente e Panto ha un ruolo politico anche diverso. Allora, ciao da Antonio, grazie per la buona giornata. Qua devo dire, questo ascoltatore mi manda una foto, ma non, scusami, ma sono proprio ignorante, sembrerebbe un Padre Pio giovane, ma non può essere, ovviamente. Quindi scusa la mia ignoranza. Comunque ti ringrazio per il pensiero e per la buona giornata. Sentiamo allora il monologo di Cyrano, anzi di Depardieu. Cyrano, sì, è sempre lo stesso, nel film di Jean-Paul Rapponot, l'attore e il regista. Eccoci di nuovo in diretta. Da giovane si sogna di diventare dei Cyrano, poi la vita ti sveglia. Andiamo avanti, sondaggi da Termometro Politico: 29% Fratelli d'Italia, PD 22,2, 5 Stelle 11,7, Lega 8,9, Forza Italia 8,7, Alleanza Verdi Sinistra 6,2, Calenda 2,9 e Renzi 2,4. La Rai ha dato alla casa di produzione di Benigni 1.000.000 per la serata sull'Europa. Cosa ne pensa? Allora, il 56% è contrario, per il 20% uno spreco e per il 36% ingiustificabile. Il 18,2 parla di cifra adeguata solo nel caso in cui gli introiti pubblicitari abbiano generato un ritorno analogo, e quindi generalmente 1 su 5 mi sembra una cifra in linea con il mercato per un evento una tantum. Quindi potrei, esagerando un po' sul piede dell'acceleratore, schiacciando un po' l'acceleratore, che Benigni sta sulle balle a 2 italiani su 3
non è amato da 4 su 5. Allora, è un po' strumentale sta roba, però purtroppo non è più Benigni di 30, 40, 50 anni. No, 50 no. E beh, ha cominciato l'altra domenica, cos'era? 77, 78, insomma. La Germania intende riarmarsi. Fa benissimo 17,8, fa bene 28,2, quindi 28, 38, 45, 46% è favorevole. Invece il 50,8 dice che fa male. Pessima notizia per l'Europa per il 24,5%, penso faccia male 26,3%. Israele ha ripreso a bombardare Gaza. Di chi è la responsabilità? Per il 57,2% di Israele, per il 38% di Hamas. Poi abbiamo fiducia al Presidente del Consiglio Meloni, abbiamo 41,4% fiducia, invece non fiducia per il 58,3%. Togliamo la condivisione, Sveva, perché abbiamo finito i JPEG e andiamo nei PDF, andiamo nei sondaggetti. Aspetta, allora, ok, andiamo. Questo è l'SVG. Allora, abbiamo Fratelli d'Italia 29,7, PD 22,4, 5 Stelle 12,2, Forza Italia 9,3, Lega 8,4, Verdi e Sinistra 6,2, Azione Calenda 3,6, Italia Viva Renzi 2,4. Chiudiamolo, via la condivisione e poi andiamo velocemente. Questo è un EMG, committente RAI. Abbiamo cosa teme maggiormente della presidenza Trump? I dazi 52%, indebolimento del rapporto con l'Europa 36%, regressione sui diritti civili 33%, abbandono delle politiche green 29%, le conseguenze sull'uscita dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, il 25% lo teme, disimpegno militare nel mondo il 14%, la deportazione dei clandestini 11%, non sa il 10%. Sui dazi è meglio trattare con gli USA o imporre altri dazi, trattare il 57%, non sa il 20%, imporre altri dazi il 23%. L'Europa deve rispondere unitariamente o singolarmente ai dazi di Trump, unitariamente 61%, singolarmente Stato per Stato 26%, non sa il 13%. Togliamo la condivisione e poi abbiamo gli ultimi due. Questo Ipsos, committente Corriere della Sera, e abbiamo Fratelli d'Italia 26,6%, Forza Italia 8,4%, Lega 9%, PD 21,5%, 5 Stelle 13,8%, Alleanza Verdi Sinistra 6,3%, Renzi 2,3%, Calenda 2,7%. Togliamo e andiamo incontro all'ultimo, togliamo pure la condivisione e andiamo incontro all'ultimo sondaggio della giornata. Questo è barometro politico, Demopolis, committente 8,5. Abbiamo Fratelli d'Italia 29,5, PD 23,2, 5 Stelle 11,4, Forza Italia 9, come la Lega 9, Alleanza Verdi Sinistra 6,4, Calenda 2,6, Renzi 2,3. Sono le 13:30 e stupiamo il mondo. Stupor mundis, no, Stupor Mundi, perché c'è un'ascoltatrice che deve essere, siccome un insegnante, ex insegnante di latino, che mi ha corretto e non voglio fare brutte figure. Stupor Mundi, che è anche l'opera che fu attribuita a Caravaggio, ma probabilmente no, a Leonardo, ma non era sua. Mi sono inciampato da solo con le parole. Che figure! 13:30, stop, e tra poco allora con Corrado Ocone per parlare di libertà. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro.
Scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina.
Sì. Allora, benvenuti in oltre la pagina. Ecco i messaggi. Più che Depardieu, ottimo il doppiatore. Maurizio, il PD è sempre al 20-22%, qualsiasi cosa facciano i loro segretari e principi, tanto non vanno sotto quella percentuale. Deve morire una generazione, scomparire, dai, che si crede in continuazione con la resistenza a favore di chi il PD l'ha tradita, e Mattarella è iscritto al PD. Kelly, Fred Astaire, che ballerini e che classe, introvabili, Maurizio. Anche Fred Astaire, ricordiamolo, e Gene Kelly, altri tempi. E poi mi scrive Mario, proprio non posso vederlo Benigni, come la Litizzetto, come Renzi e altri, non sto a nominare, per sapere che i soldi miei siano andati nelle sue tasche mi fa veramente infuriare, scrive Mario. Allora, non so se tra poco dovremmo avere in collegamento il primo ospite di Oltre la Pagina, e vi faccio io infuriare, perché parleremo di pandemia, di Covid, ma ovviamente non ci vogliamo fermare, vogliamo tornare indietro. Quindi vogliamo però, l'intenzione di questa intervista è quella di riflettere su quello che accadde un lustro fa, proprio in questo periodo. Cominciò, mi sembra il 9 marzo, adesso il giorno preciso non lo ricordo, il lockdown, il 9, se lo ricorda Sveva. Allora ricordavo giusto anch'io. Lockdown, coprifuoco e tutto quello che poi abbiamo dovuto vivere. Non so se Corrado Cola è già in collegamento, vediamo, forse in collegamento Skype. Fatemi ah, facciamo così, facciamo una chiamata e poi subito la parola a Corrado Cola, visto che uhm, l'ascoltatrice ha telefonato, almeno non facciamogli perdere il colpo. Allora, la parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Allora, Buongiorno. io volevo dire, signor Pellegrini, qualcosa sul signor Calenda, Prego. perché ho letto che la Meloni ha deciso di fare nel fine settimana, cioè andare all'assemblea di Azione e farsi vedere, mi sembra, in atteggiamento di grande cordialità con Carlo Calenda, insieme a Donzelli e a Crosetto. A noi leghisti, signor Pellegrini, la circostanza non è sfuggita e i sospetti sono fioriti di conseguenza. È da tempo che si parla, mi sembra, di un possibile accordo di Azione con il centrodestra su alcune, mi sembra, candidature delle prossime regionali. Allora Calenda potrebbe trovare un accordo con Fratelli d'Italia per varare una nuova legge elettorale di tipo proporzionale, direi. Ecco, un meccanismo che affosserebbe definitivamente, secondo me, questo loro bipartitismo, tagliando le ali a sinistra e a destra, e che consentirebbe a Meloni di incassare tutto il tesoretto elettorale tenendosi le mani libere, mentre punirebbe proprio la nostra Lega, secondo me. Naturalmente è un po' presto per fare queste ipotesi, signor Pellegrini, però è bene tenerle a mente e ricordarsi che molto raramente, ripeto, che molto raramente, per non dire mai, un Presidente del Consiglio decide di andare al congresso di un partito di opposizione, prendere la parola e, secondo me, per di più incassare non pochi applausi. Qualcosa vorrà dire, secondo me. La saluto e buona giornata. Scusate. Va bene, grazie anche per questo intervento, ma noi adesso andiamo avanti perché abbiamo già l'ospite che sta aspettando. Parliamo, riprendiamo quello che accade 5 anni fa. Io ve l'ho detto, pensando a quello che può accadere adesso. Intanto un saluto e un grazie per il suo ritorno ai nostri microfoni a Corrado Ocone. Bentornato, dottor Ocone, grazie per essere qui con noi. Allora,
Lei ha citato questo studio edito da Meltemi, una raccolta di 750 pagine di vari saggi, critica della ragione pandemica, Covid-19, ripensare la fenomenologia di un evento epocale. Ripensando a quegli anni, ne abbiamo già anche parlato, quello che mi ha colpito, no? Perché leggendo il suo articolo, riflettendoci, ho visto che ci sono dei segnali su un tentativo di riprendere certe costrizioni in nome di un rischio, di un pericolo, e quindi di limitare la libertà individuale e anche di gruppo. Intanto con la Green Card più di qualcuno faceva notare come si sarebbe venuta a limitare la mobilità dei meno abbienti che non potevano permettersi l'auto verde. Adesso abbiamo riso per la commissaria europea pagata con i nostri soldi, quindi se abbiamo riso abbiamo anche sbagliato, insomma avremmo dovuto essere un po' più severi per il kit, però ho pensato, se in nome della sicurezza, del pericolo, invece adesso magari c'è stata una cosa un po' buffa, ridicola, poi magari c'è stato qualcuno ha filmato questo drone russo sopra un'industria, lo stabilimento di un'industria strategica. Insomma, se la prossima volta il kit dovesse diventare una cosa seria e diventare obbligati ad averlo con noi, averlo in auto, averlo in casa, e se non ce l'hai non puoi uscire di casa. Sto esagerando, sto mettendo le parole prima del pensiero, però mi sembra che quello che è successo 5 anni fa abbia dimostrato che di fronte a un'emergenza i popoli sono estremamente manipolabili ed estremamente disposti a cedere la propria libertà, che, ripeto, la libertà non è, a parte le definizioni sono anche diverse, molteplici, hanno le loro sfumature. Per come la vedo io, libertà non è libertà di fare quel che si vuole, è avere però la libertà di scelta. Se tu mi togli la libertà di scelta, quella è per me una libertà, tecnicamente non è una libertà fondamentale, ma per me io parto da lì. Se ho la scelta ho la libertà, se non ho scelta non ce l'ho. A Ma lei la parola. ha ragione. Sento un po' una eco in sottofondo. Vediamo se riusciamo a sistemare con il nostro tecnico. Adesso no, sento. Allora, un istante solo, dottor Ocone, perché la nostra Sveva sta cercando di Questo libro è abbastanza sorprendente ecco. perché appunto, prima di tutto, è grandissimo, sono più di 750 pagine, ma poi è sorprendente perché appunto ci fa riflettere su quel fenomeno da diversi punti di vista. Dal punto di vista del diritto, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della politica, della comunicazione. Ed è l'altra cosa appunto che caratteristica questo saggio è che non è, gli autori appunto dei vari saggi non sono, come posso dire, persone facilmente accusabili di essere populiste, sovraniste, agitatori e via dicendo. Sono tutti scienziati, esperti, docenti universitari, persone che hanno studiato per una vita, diciamo, i temi di cui si occupano. E alla fine ne emerge un dato a dir poco agghiacciante. Quindi, insomma, parlare un po' di tutti i saggi nelle 4.000 battute scarse di un articolo era impossibile. Però ecco, io quindi ho approfittato appunto per segnalare ai lettori il libro, ma anche per sviluppare qualche ragionamento mio che oggi cerco di ripetere. La storia della pandemia è stata veramente una storia molto strana perché noi per vari mesi, forse anche un anno, siamo vissuti in una bolla, insomma, veramente in una vita quasi diversa dalla solita, quasi distopica, diciamo così. Però è come se fosse stata una sospensione della società dal suo normale andamento.
E poi, insomma, questo periodo è finito e oggi però facciamo finta come non ci fosse stato, abbiamo ripreso tutto come prima, però tendiamo a rimuovere, a dimenticare quel periodo. Invece gli autori di questo libro ci dicono una cosa fondamentale, che non bisogna dimenticare, bisogna anzi approfondire con tutti gli strumenti analitici quel che è successo in quei mesi. Allora facciamo pure la tara che ci si è trovati di fronte ad un virus sconosciuto, che non si sapeva bene che cosa fosse, eccetera, eccetera. Però questo insomma ha generato delle decisioni veramente insomma estreme, esagerate. E nello stesso tempo, soprattutto, ecco, un'altra cosa, due elementi più impressionanti è che da parte dei decisori, cioè di chi prendeva queste decisioni, in Italia era praticamente il governo Conte, se ricordo bene, eccetera. A parte questi decisori, nel prendere queste decisioni non c'era nessun pathos, cioè quando faccio un esempio che apparentemente c'entra poco, ma poi non è così se ben ci si riflette, quando Churchill chiamò alla resistenza, diciamo, i suoi connazionali, usò parole tragiche, invece qui sembrava tutto normale, cioè dice da domani non potete più muovermi, dovete mettere la mascherina, dovete stare a 30 metri di distanza, così come fosse una cosa del tutto normale. Non c'era in chi doveva comunicarci questa notizia una minima sentore insomma, della gravità delle decisioni che si venivano assumendo. E altro fatto ancora più che dovrebbe far riflettere è il fatto che da parte della popolazione non solo la stragrande parte della popolazione accettava supinamente queste direttive, ma in qualche modo le richiedeva, era disposto persino a fare il delatore se uno stava dall'altra parte della strada, lontano, e si toglieva un attimo la mascherina, subito veniva, come posso dire, additato come un untore in qualche modo, e veniva additato alle pubbliche autorità. E quindi secondo me tutto questo ci fa riflettere molto appunto sulla fragilità della nostra cultura della libertà. E ovviamente in questa situazione il corrispettivo della libertà è il potere, l'autorità, diciamo così. L'autorità insomma ne ha anche approfittato, cioè nel senso che non trovando resistenza e quindi sono state sospese le libertà costituzionali. Il Parlamento non è stato convocato, ma tutte le decisioni sono state prese dal potere esecutivo. In verità erano gli stessi parlamentari che avevano paura di unirsi e quindi non reclamavano questa loro insomma diritto. Dottor Occone, mi permetta di interromperla, perché nel suo articolo lei sottolinea la grande aggressività del linguaggio anche mediatico, e in questo saggio che lei ha studiato, nonostante sia scritto da esponenti del mondo accademico, c'è una sorta di autocritica, perché il mondo della scienza, il mondo dell'università, gli atenei non hanno saputo offrire un'opportuna sede di dibattito. Adesso mi domandavo, io vedo la stessa aggressività quando si parla di Russia, quando si parla di Zelensky, quando si parla di guerra, quando si parla di Trump, quando si parla di Ursula von der Leyen. Adesso però è cambiato, comunque la sfera dell'argomento è cambiata. Sono venuti meno nell'occasione del Covid le università. Adesso chi sta venendo meno? La televisione, l'informazione in genere, c'è la politica, perché c'è un'aggressività fuori veramente da ogni... Cioè, l'abbiamo visto con il manifesto di Ventotene, si è scatenato l'inferno.
No, lei ha colto un punto importantissimo. Fra l'altro dicevo prima che il paragone che avevo fatto con Churchill non era del tutto campato in aria, perché in qualche modo in questa fase la comunicazione che ha trionfato è stata quella militaresca, cioè il coprifuoco, il distanziamento, tutti i termini che richiamavano proprio, anche nella scelta di questi termini, richiamavano, come posso dire, erano metafore bellicistiche, richiamavano la guerra. Ma la cosa fondamentale è che poi è venuto a meno quello che dovrebbe essere l'essenza del dibattito pubblico, cioè il dibattito pubblico dovrebbe svolgersi appunto fra tesi divergenti, dovrebbe non solo accettare le posizioni di chi offre, chi fa presente dei dubbi, ma anzi cercarle assolutamente. Una democrazia senza le persone che contraddicono le tesi ufficiali non esistono. Invece qui chiunque sollevava dubbi veniva subito mostrificato, veniva visto come un reietto, o come appunto succede anche in altre occasioni, come lei giustamente diceva poco fa. E poi la cosa soprattutto veniva quindi additato come Novax, come insomma tutto quello che sappiamo. Mentre in verità quello che si scopre da questo libro è che i dubbi non erano degli esaltati a sollevarli, ma i dubbi ce l'avevano proprio molti degli stessi scienziati più seri, i quali si adeguavano per opportunismo alla narrazione dominante, diciamo così, oppure si adeguavano proprio perché avevano paura di ritorsioni, cose di questo tipo, però la più parte degli scienziati nutriva tanti dubbi e in tutto questo poi la cosa più paradossale è che gli scienziati non si sono ribellati all'immagine della scienza che ne veniva fuori, cioè la politica ha abdicato in qualche modo, quantomeno ha giustificato le sue scelte a partire, lo ha detto la scienza. Ma un'immagine così, come posso dire, della scienza come la verità assoluta è qualcosa di profondamente antiscientifico, perché la scienza progredisce proprio per tentativi ed errori, quindi si basa sulle continue falsificazioni. Uno scienziato vero o onesto intellettualmente non dirà mai questo che io dico è la verità, anzi aspetterà che qualcuno la contraddica quella verità per far progredire di nuovo quindi ecco, diciamo, gli elementi che diciamo, vengono fuori sono ecco, poi ci sono altre cose, tutti i meccanismi di controllo e sorveglianza, perché il Green Pass sostanzialmente era un meccanismo di controllo e sorveglianza che insomma possono avere questi meccanismi, quindi una scarsa fiducia anche nella libertà e nella responsabilità individuale. Per non parlare poi della contraddittorietà di certe misure prese, che non avevano nessuna base scientifica, eccetera. Allora, in tutto questo non si vuol dire che il virus non esistesse, non si vuol dire che non andava affrontato, soprattutto nel primo periodo, con una certa, come posso, però si vuol dire che sostanzialmente a un certo punto si è esagerato, ci si è incamminato su una via cinese, diciamo, e soprattutto e nessuno poi e oggi tutto questo fatto viene rimosso. Insomma, e questo ci fa capire come diciamo, questa modalità di gestione del potere, della comunicazione, questa concezione potrebbe rinascere a partire da una nuova emergenza, che potrebbe essere la guerra, potrebbe essere. Perché, ecco, appunto, l'emergenza in qualche modo è un meccanismo che al potere serve per autolegittimarsi, per preservarsi, autolegittimarsi, ma al di fuori appunto del controllo democratico.
E quindi, insomma, ecco, diciamo, non si tratta di essere Novax, non si tratta di negare l'esistenza del virus, eccetera, eccetera. Si tratta però di mettere in evidenza tutte quelle contraddizioni che ci sono state nella gestione del virus stesso e che sono inquietanti perché in qualche modo prefigurano una società non liberale, dicevo prima una distopia, cioè una società in qualche modo di automi che seguono autonomamente le cose che insomma vengono dette al potere, e dove l'elemento fondamentale dell'umanità, cioè la libertà e la responsabilità personale, vengono del tutto messi fra parentesi. Ecco, dottor Occone, purtroppo siamo alla fine. Un quesito che proprio mi sorge spontaneo. Perché c'è questa tendenza a dimenticare? Mi spiego. Se Tizio presta 10 euro a Caio, Tizio si ricorda che non gli ha restituiti anche 15 anni dopo. Adesso sono 20-30 anni che sento dire con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno e prendere i soldi per un giorno in più. Gli immigrati sono indispensabili perché ci pagheranno le pensioni. Poi il riscaldamento globale è una tragedia da affrontare, lo dice la scienza. Ecco, questi personaggi, giornalisti, politici, opinionisti, che dicono queste scemenze, queste panzane, queste balle, bugie manifeste, io spero in buona fede, ma non lo so, continuano. Cioè non è che qualcuno vada a dire a questi personaggi guarda che cioè, vengano in qualche modo, ci sia una sorta di selezione. Chi ha detto queste bugie conclamate deve pagare dazio, insomma. Se un giocatore di calcio commette un fallo viene ammonito o anche espulso, e questi ne hanno commessi di falli. Come mai non ce ne ricordiamo? Perché questi personaggi non dovrebbero essere riconosciuti più da nessuno per i danni che hanno fatto anche. No, Prego. tra l'altro diciamo non c'è da parte loro nemmeno la minima autocritica, però in ogni caso, ecco, io credo che è vero quello che lei dice fino a una certa misura, perché le persone semplici, insomma, il cittadino comune ha tutto ben chiaro, lo dimostra al momento del voto, cioè la forza pure dei movimenti che hanno criticato insomma l'elite da Trump ai movimenti europei, eccetera, la forza elettorale si basa appunto sul fatto che i cittadini poi alla fine non sono del tutto inconsapevoli. C'è una naturale umana insomma, volontà a volte inconscia di esorcizzare, eccetera, però alla fine diciamo il gioco del potere dell'elite al potere più che del potere, perché il potere c'è sempre in tutte le faccende umane, come è logico, in qualche modo è stato smascherato. Quindi insomma, ecco la cosa proprio, la vera simmetria che si è creata è quella fra il cittadino comune e le cosiddette elite. E io credo che uno dei motivi per cui Trump viene così ferocemente ostracizzato è che lui in qualche modo, con il suo modo ovviamente di fare, anche diverso dal nostro, contraddittorio a volte, eccetera, lui in qualche modo sta cercando di sanare questa frattura, perché quando lui ingloba nella sua amministrazione buona parte del mondo dell'high tech, cioè quella è la nuova elite americana. E quindi, per esempio, il vicepresidente Vance, come è stato osservato, rappresenta sia l'uomo dimenticato dell'America profonda, sia in qualche modo le elite tecnocratiche della Silicon Valley, eccetera. Quindi, in qualche modo, lì c'è un tentativo di superare questo che forse è il vero problema del nostro tempo, il divorzio che c'è stato fra elite e cittadini comuni. Quando c'è questo divorzio, la democrazia va in crisi. Insomma, questo la democrazia si con legge questo, proprio dottor Occone, purtroppo devo concludere perché abbiamo esaurito lo spazio.
direi che comunque continueremo ancora a parlare di queste tematiche con lei e che lei stesso tratta sulle pagine di Libero e nei suoi saggi. Io la ringrazio ancora, grazie a Corrado Ocone, a risentirci a presto. Buongiorno, grazie. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È un comune operaio di un cantiere edile, ma quando la figlia del suo capo viene rapita, dovrà utilizzare tutte le sue abilità da ex marine. Jason Statham torna al cinema il 10 aprile per sconfiggere una pericolosa organizzazione criminale. Dal regista di Suicide Squad e The Beekeeper è Working Man. Dal 10 aprile al cinema. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare. Perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare. Cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo. la scelta in mano mia e quella poi La fiaba si rivelerà. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo solo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema.
Eccoci di nuovo in diretta con Radio Libertà, con Oltre la Pagina, e con Sveva e con noi e con voi. Allora, ricordatevi voi del CDS che non siete tutti della stessa idea sulla cittadinanza e come modificarla a centrodestra. Calenda il gatto e Renzi la volpe nella fiaba di Pinocchio non sono ambedue affidabili per farci un'alleanza. E poi Antonio da Fagnano Lona, la signora Lisetta potrebbe governare in Italia, spettacolare. Benissimo. Allora, adesso tra poco scatta il momento del qui Parlamento. Naturalmente, se volete intervenire, abbiamo ancora qualche minuto le linee aperte. Volevo leggervi, darvi un aggiornamento. Fermato il presunto assassino di Sara, il PM, la vittima subiva comportamenti molesti. Poi anche qui io non ve lo leggo perché a me hanno insegnato. Allora, hanno fermato un sospettato e ne fanno nome e cognome. A me hanno insegnato che si fa diversamente, cioè, ma fin dall'inizio, no? Poi dopo fai gli esami, poi fai anche addirittura i corsi con il punteggio deontologico, eccetera. Ma anche il buonsenso. Come fai a fare il nome e cognome di un sospettato? Un sospettato è uno che, e se non è lui, gli hai rovinato la vita. E se l'ansia questo, dai. Le Pen attacca il sistema ha usato la bomba nucleare. Meloni, Le Pen, nessuno che abbia a cuore la democrazia gioisce. Non so, c'è una telefonata. Allora non facciamo aspettare oltre. La parola chi ce l'ha? Pronto? Ciao Pier, ce l'ho io, gentilissimo, Marco. Senti, ho sentito il trailer prima dei film, c'è anche Biancaneve, no? Non so se l'avete o l'hai saputo, mi pare ho sentito su BioBlu, che vi consiglio di ogni tanto sintonizzare il canale 262 del digitale terrestre, molto interessante e diciamo informazioni liberissime. C'è stata una polemica anche qui su una rivisitazione di Biancaneve. Questa è veramente comica. Adesso i nani non si chiamano più nani, ma si chiamano diversamente alti. L'hai sentita anche tu? Avevo sentito che c'era. Io avevo letto che i nani erano rappresentati non in forma umana. No, comunque esatto, si è tutta scatenata diciamo le persone poverine che sono afflitte da nanismo, anche per tutelare queste, no, ma siamo veramente alla frutta, ma questa è la cosa ironica. La cosa meno ironica, volevo dire, facciamo un po' di fantapolitica, si parlava prima del lockdown di quel famigerato periodo, no? Adesso ti faccio un esempio, chiudiamo gli occhi e facciamo un rewind, come si suol dire, e se anziché il governo Conte ci fosse stato Berlusconi presidente del Consiglio, Salvini ministro dell'interno, Borghezio alla difesa e la Meloni alla sanità, secondo te la gente quanto tempo sarebbe rimasta chiusa in casa? Riflettiamoci, meditate gente, secondo me sarebbe stata in casa dopo la notizia 15 minuti, facciamo 24 ore, dopo un giorno c'era la rivoluzione e a questo punto, io adesso ripeto, non è il primo, essendo il 1 di aprile tu dici ma mi fai lo scherzo del 1 di aprile, mi viene un sospetto e poi chiudo e abuso ancora di un attimo della tua gentilezza. Se ti ricordi, c'è stato il ribaltone, no? Prima del governo, no? Del governo Conte, ha ribaltato Salvini, poi ognuno ne trae le conclusioni, io tratto le mie. Ma non è che l'ha fatto, gli hanno detto, senti Matteo, noi abbiamo in mente di fare questa roba qua, se tu governi ancora succede un bel casino, se invece te ne stai buono, te ne vai via, va tutto bene. Io lascio agli ascoltatori le riflessioni e ti saluto sempre simpaticamente, e anche Sveva ovviamente. Ciao. Grazie anche al nostro ascoltatore. Tanto cane al fuoco, quindi ognuno poi se volete rispondere potete intervenire o anche scrivere su WhatsApp.
Intanto, tutte le paure della Francia nel voto per Jean-Marie Le Pen. Questo era il titolo di Repubblica il 28 giugno 1984. C'è un'altra telefonata. Pronto? È caduto. Vediamo se riprendiamo. È caduta la linea, speriamo non si sia fatta male. Cantavano gli Squallor tanti anni fa. Allora, l'84 o l'85 credo fosse. Era un Pierpaolo. Mi caduta la linea, speriamo non si sia fatta male. Allora, gli Squallor, periodo anni ruggenti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Senti, io volevo fare una protesta, cioè una telefonata di protesta, perché da poco sono andato in pensione, no? Diciamo quasi meno di un anno. E volevo dire anche al governo, volevo dirlo anche a Borghi, che si faccia sentire qualcuno, insomma. Ma perché io che sono in pensione devo pagare le ritenute le trattenute sul cedolino della pensione? Cioè dopo 45 anni io prendo 2100 euro lordi e mi trattengono 500 euro dopo 45 anni che ho versato tasse sul lavoro e ancora da pensionato devo pagare a sto stato qui, ladro, assassino, killer. Cioè, ma c'è qualcuno che si sveglia a fare qualcosa? Come puoi rubare dei soldi a un pensionato? Scusi, Cioè, c'è qualcuno che si fa voce di questo? Non so io, perché è una rapina questa qua, Grazie. Va bene. Tecnicamente rischio di rispondere, di prendere fischi per fiaschi, quindi di non sono in grado, mi dispiace, di articolare una risposta. In questo momento non sono preparato sull'argomento. Messa così, l'osservazione ha assolutamente il suo fondamento. 45 anni ho pagato tutto, quindi adesso mi restituisci i soldi che ho messo via e non ci dovrebbero essere trattenute. Però mi fermo lì. Vediamo, non lo so, sicuramente ci sarà qualcuno con maggior conoscenza del sottoscritto in grado di trovare quello che c'è di giusto in queste osservazioni e in quello che va corretto. Potrei fare il furbo, ma non lo so, non potrei cavarmela. Beato lei che è in pensione, ha sentito, si va a 67 anni e 3 mesi, il che vuol dire che tra qualche anno si andrà a 68, poi si andrà a 69, poi si andrà a 70, Sveva non si andrà perché sarà eterna. Potevo cavarmela così, ma vedete, non sono furbo. Non sono furbo anche perché non mi ha di essere, cioè il signore è dato l'ascoltatore è andato in pensione quando è arrivato il suo momento dopo aver lavorato tutta la vita, e quindi adesso, perché la fregatura è quella, se ne parlo con i miei coetanei, è aumentato l'aspettativa, ma forse ve l'ho già detto anche a voi, l'ho detto anche a voi, questo sì, mi sento di poter dire di aver, diciamo, di avere una competenza, una conoscenza, è aumentata anche di persona empirica, in prima persona, è aumentata l'aspettativa di vita, e allora si lavora fino a 67 anni e 3 mesi, fino a 68, sì, è aumentata l'aspettativa di vita, non è aumentata, è aumentata anche la qualità della vita, ma dopo i 62 anni, dati OMS, cominciano le malattie invalidanti. Tu dopo i 62 anni non sei come a 50, 40, 30, hai gli acciacchi, hai le malattie, cominci. Certo che vivi fino a 80, 78, 80, 85, 90, ma vivi con le medicine, vivi, vai avanti con le medicine, perché non sei più dopo una. Certo, in tanti sì, ma tanti no, in tanti non sono più persone sane nella piena facoltà delle proprie capacità fisiche, vanno avanti benissimo, no? Perché adesso ci si cura anche il cancro, che è una parola che io, mamma mia, non voglio neanche dirla, perché sono antico, sono alla vecchia maniera,
però si può, ci sono tanti che vivono bene senza, però vivono comunque da malati, vivono da sani, ma essendo comunque portando avanti comunque la cura di una malattia. Quindi tu fai andare a lavorare persone che non sono nella piena facoltà della loro diciamo attitudine fisica, della loro prestazionalità fisica. Quindi è una fregatura, una presa in giro. C'è una telefonata, poi andiamo a sentire Elisa Montemagni sull'ambiente, per cui Parlamento. Pronto? Sì, Pierluigi, sono il Walter, ciao. Ciao. Ti ascoltavo sempre la mattina, adesso ogni tanto riesco quando sono in macchina a sentirti il pomeriggio e volevo rafforzare l'osservazione del mio collega pensionato di pochi minuti fa. In realtà la pensione tecnicamente si chiama reddito differito, come tale non dovrebbe essere tassato, perché il reddito differito è già stato tassato alla fonte, quindi il reddito, la pensione che viene tassata sarebbe fuori da ogni regola, perché tu hai pagato le tasse quando lavoravi e le stai pagando oggi che sei in pensione. Ti faccio notare, per esempio, che la Regione Lombardia settimana scorsa ha aumentato l'indennità differita, che è praticamente la pensione, però l'hanno chiamata indennità differita e ne hanno ampliato la portata. Mentre noi, persone che hanno lavorato 44 anni, tenendo presente che quando siamo stati assunti il contratto era 35 anni va in pensione, siamo arrivati a 44 anni perché ci hanno cambiato le carte in tavola. Stiamo continuando, dopo 44 anni di tassazione, a pagare delle tasse. Allora, IRPEF generale, IRPEF regionale e IRPEF comunale. Praticamente il 40% quasi della pensione se ne ritorna a casa, perché con l'IRPEF dei pensionati che hanno pagato i contributi c'è un residuo a favore dello Stato altissimo. Chiedere al professor Brambilla quanti sono i soldi che vengono lasciati in IRPEF dai pensionati che hanno pagato i contributi, non le pensioni di anzianità. Volevo solo dire questo. Al mio collega pensionato da un anno volevo dire tieni duro, perché è così purtroppo. Grazie Pierluigi. Grazie a Walter per questo chiarimento molto molto preciso. Grazie. Io ho paura che non si recupereranno quei soldi, ho paura. Ma intanto ha spiegato bene. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io ho chiamato un po' di settimane fa per salutare, ovviamente, li saluto ancora. Berengario Insubrico da Roma. La mia domanda era legata al fatto che la von der Leyen ha praticamente obbligato le banche ad accettare, a far effettuare a costo praticamente zero i bonifici istantanei. Molte banche adesso, io mi sono accorto, che non accettano più il bonifico istantaneo in ingresso. E mi viene il sospetto che non ci sia una specie di cartello, qualcosa di illegale all'interno di una componente, cioè di una classe liberale come le banche. Dovrebbe essere la bandiera della liberalità e invece fanno cartello. Ora, a me non è che me ne frega niente, però non mi sta tanto bene che le banche facciano ostruzionismo su uno dei pochi provvedimenti che la classe politica europea ha fatto. Saluto, grazie, buon lavoro, ascolto. Grazie. Qui io mi devo scusare per la mia inadeguatezza tecnica quando si parla di meccanismi come quello segnalato anche da questo ascoltatore. Qualche competenza ce l'ho, ma sono in altri versanti. Soprattutto poi questo è un ambito che richiede una competenza precisa e specifica. E io direi a Berengario Insubrico, ma anche all'ascoltatore che
che ha chiamato prima, e anche, Walter aveva già spiegato. Ascoltatore, noi abbiamo la rubrica il giovedì alle 17, quella degli avvocati, se non sbaglio. E loro sono sempre molto, molto disponibili, anche alle vostre telefonate, per magari per chiedere spiegazioni, e hanno la competenza perché si occupano di tematiche prevalentemente di diritto tributario, di tasse, di questo tipo di questo genere di argomento. Mi dispiace fare lo scaricabarile, però la radio ve lo dà questo servizio. Intanto, diciamo, in questa sede c'è stato la possibilità di avere un'esposizione della problematica, e se volete continuare giovedì dopo le 17 vi sintonizzate. Adesso il numero è sempre lo stesso, 0292 94 7222. Loro aprono proprio quasi tutta la trasmissione, tengono le telefonate aperte per scambiarsi, per dare supporto agli ascoltatori. Facciamo così, andiamo con qui Parlamento e poi riprenderemo per andare anche con Segui la Lega. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tante cose si possono fare su questo sito, per esempio firmare per sostenere chi difende gli italiani, difendiamo chi difende gli italiani, le forze dell'ordine. In questo modo si dà anche più peso alle proposte contenute nel DDL sicurezza inserite dalla Lega. Poi abbiamo anche il calendario delle feste e poi abbiamo la campagna tesseramento. Ci si può iscrivere anche da questo sito, è molto facile, molto semplice, lo si fa versando 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri atti richiesti. Infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io personalmente raccomando calorozzi, fondi speciali, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi il tuo sostegno vale il 2 per 1000, questo è redazionale, quindi il D43 per la Lega lo consigliamo veramente con il sorriso sulle labbra. Sono soldi dello Stato, noi se non altro possiamo dire allo Stato spendili in quella direzione lì. Il D43 per la Lega, scrivi D43 nel tuo 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi, non ti costa nulla, assolutamente nulla. D di Domodossola, 4 i Cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Alle 17.30 oggi pomeriggio Paolo Borchia, l'europarlamentare, a Radio Cusano Campus alle 17.30. Sempre oggi, questa sera alle 23, sempre carta bianca con Claudio Borghi. Quindi Bianca Berlinguer. Domani alle 10.05 Rai Radio 1 con il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, nonché segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, nonché voce storica per anni e anni di Radio Padania. Domani pomeriggio alle 17.15 la rubrica Economia, l'emittente Sky TG24, l'ospite Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese del Made in Italy. E con questo abbiamo esaurito gli appuntamenti e abbiamo esaurito anche il Segui la Lega. Intervallo e andiamo a parlare della legge sul femminicidio tra 5 minuti. 6.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. E andiamo con la prossima intervista di Oltre la Pagina. Affrontiamo la legge, parliamo della legge sul femminicidio. E trovate un articolo molto interessante su Panorama in edicola fino a domani, firmato da Maurizio Tortorella, che abbiamo in collegamento, che saluto e che ringrazio. Bentornato Maurizio ai nostri microfoni. Grazie a te Luigi, buona serata. Allora, ne parlavamo anche quando ci siamo sentiti l'altro giorno. Io avevo sentito Erika Stefani quando è stata approvata questa legge. L'intento era di tipo culturale. Questo è un paese che solo nel 96 riconosce come delitto contro la persona e non contro la morale lo stupro. Nell'80 ti ricordi il delitto d'onore, un giorno in pretura. Però sta di fatto che questo cammino di questa legge comincia ad avere degli ostacoli. Il primo di ordine costituzionale, poi è una legge che sembra anche un doppione. Ho letto che ci sono, sì, tu hai citato, hai sentito e riportato l'opinione di giuristi molto autorevoli, c'è Giandomenico Caiazza dell'Unione Camere Penali, poi abbiamo anche Giovanni Fiandaca, che lui è un progressista, Marco Pellissero è docente di diritto penale a Torino. Allora, Maurizio, quali sono i rischi principali che questa legge corre nel suo percorso, in questo percorso per essere portata a compimento, per diventare operativa? Allora, prima di tutto bisogna dire che è una proposta di legge, anzi un disegno di legge governativo che è stato presentato il 7 marzo, cioè il giorno prima dell'8 marzo, dal governo e dai 3 ministri Nordio, Roccella e Piantedosi, e al tentativo di iscrivere all'interno del codice penale un nuovo reato, che è appunto il reato di femminicidio. Ora, al di là del fatto che uno possa o meno, io sono tra quanti non apprezzano nemmeno la parola, il termine femminicidio, al di là appunto delle propensioni ideologico-ideali di ciascuno,
Quello che a me è parso subito evidente, ed è questo che sono andato a chiedere appunto ai giuristi di cui tu parlavi, è che è una legge un po' inutile fondamentalmente, perché già adesso nel codice penale esiste l'articolo 577 che condanna, cioè che prevede la pena dell'ergastolo per chi uccide la moglie, la compagna, convivente e la fidanzata. Ovviamente al maschile e al femminile, si declina in tutti e due i generi. Esistono poi altri articoli del codice che prevedono l'ergastolo, per esempio, per chi uccide un fidanzato o una fidanzata dopo averla perseguitata. Lo stalker che uccide qualcuno alla fine dello stalkeraggio è comunque condannato all'ergastolo. Se io uccido un'ex moglie, un ex fidanzato o un'ex compagna, la pena, come diceva appunto il docente di diritto penale torinese che tu citavi prima, esiste un articolo del codice penale che prevede pene fra i 24 e i 36 mesi, e i 30 mesi, scusami. Quindi ci sono già norme molto forti sul punto. Quello che di questa proposta di legge presta il fianco a critiche è soprattutto il fatto, appunto, che, come accennavi, della sua possibile incostituzionalità, perché una cosa è appunto stabilire norme nei confronti di qualunque tipo di reato, qualunque tipo di vittima, ma crearlo esclusivamente per l'omicidio al femminile, declinato al femminile, espone evidentemente al rischio di una richiesta di pronuncia della Corte Costituzionale, perché un uomo che ha ucciso una fidanzata deve essere punito con l'ergastolo e non vale la stessa cosa al contrario, pur sempre ricordando tutti i problemi che abbiamo citato fin qui. E poi ci sono altri temi che io personalmente vedo come fragili, perché una cosa è agire sull'impianto culturale di questo paese, e una cosa è cercare di farlo attraverso una pena detentiva accresciuta. Non esiste in nessuna parte della storia è mai successo che le pene più gravi abbiano disincentivato i reati, altrimenti laddove c'è la pena di morte ovviamente non ci sarebbero reati, perché la paura della pena dovrebbe bastare da sola a disincentivare. Non è così purtroppo, e quindi sarebbe stato molto meglio che il governo puntasse ad aspetti appunto educativi, culturali, formativi, scolastici. Mi sembrerebbe molto più logico e più efficace, anche, se posso dire. Ma secondo te, perché è evidente, leggendo il tuo articolo, questi punti, questi vulnus, questi punti critici sono evidenti. Secondo te sono stati commessi perché c'era l'urgenza di avere una legge che avesse anche, insomma, la storia anche personale di Eugenio Roccella in questa direzione fa pensare all'intento di portare a termine una legge che avesse anche un forte valore simbolico. Come, in base alla tua esperienza, alla tua conoscenza, com'è possibile che siano stati commessi errori di questo tipo? Perché anche quello che riguarda il terzo articolo della Costituzione, in effetti è difficile dire, negare che una legge di questo tipo, lo spieghi anche bene, allora il padre che uccide il figlio gay e non viene punito come il colpevole di femminicidio, abbiamo una discriminazione nei confronti degli omosessuali, e quindi qui certo. Prego. Come si è arrivati a fare queste, diciamo, queste imprecisioni? Esattamente la stessa cosa. Tecnicamente io uccido un trans che però non è operato e quindi resta un uomo, per la legge è un uomo, e a quel punto non è un femminicidio, quello potrebbe essere considerato un non femminicidio, può esserci una valutazione di un magistrato o di un giudice che è dissimile e distorce la norma. Perché si è arrivati a questo punto? Francamente non lo so. Io ho avuto l'impressione netta che si trattasse di un tentativo di normativo con carattere propagandistico, come se il centrodestra al governo avesse voglia di
in qualche maniera contenere le critiche dell'opposizione di sinistra su certi temi culturali, mostrando la sua volontà e la sua disponibilità a promulgare leggi che vanno nello stesso senso. Ma ripeto, non mi pare questo il modo. Tra l'altro mi stupisco che il centrodestra aderisca al principio del panpenalismo, cioè del trasformare tutto in un accrescimento di pena, che appunto lascia il tempo, spesso purtroppo lascia il tempo che trova, e soltanto ha un effetto un po' populistico. Il professor Giovanni Fiandaca, che cito nell'articolo, che è un grandissimo giurista siciliano di sinistra, è l'inventore del termine della locuzione populismo giudiziario. Ecco, mi pare purtroppo che questo sia populismo giudiziario nella sua più evidente caratteristica. Mi viene questo lo scambio con te, perché mi ricordo bene che è stato presentato da Giorgia Meloni in persona. C'era forse l'idea di intestarsi, lei donna, una legge per le donne, perché le polemiche, no? Una donna di destra non può essere femminista, secondo un certo tipo di visione. C'è stato forse un eccesso di, chiamiamolo, di zelo, di fretta, di premura? Sì, o di sudditanza, ma forse è anche sudditanza ideologica. Ci sta anche quello come meccanismo mentale e retroterra comportamentale. Non escludo che possa essere anche quello. L'impressione, c'è chi ha pensato che potesse essere anche una concessione alla magistratura che è sulle barricate per contrastare la riforma della separazione delle carriere dei magistrati e la riforma dell'ordinamento giudiziario, che appunto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, con proteste inaudite e inedite anche da parte della magistratura. Potrebbe essere anche quello. Non mi pare comunque che, se questi sono i motivi, possano ottenere qualche risultato, e soprattutto non credo usciranno risultati positivi sul fronte della repressione e del contenimento delle uccisioni di donne o di femminicidi, che vogliono, come lo si voglia dire, insomma. Ecco, tu osservavi, avevi dei rilievi critici sul termine stesso, femminicidio. Io immagino che sia anche perché ne è stato fatto a sinistra un uso strumentale. Femminicidio, patriarcato, destra retrograda, gli uomini di destra uccidono le donne. Alla fine il giochino che si cerca di fare è questo. Io mi permetto di scambiare con te un giudizio, senza avere presunzioni di essere un letterato, di tipo semantico. Io credo che il termine femminicidio da femmina, non dico sia spregiativo, ma è poco delicato nei confronti della donna, no? Maschio e femmina. Quando uomo e donna sarebbe sicuramente molto, molto più morbido anche in sede di presentazione. Cioè la donna che diventa una femmina, cioè un esemplare femminile di un determinato genere. Lo trovo crudo, brutto proprio come termine. Per quello a me non è mai piaciuto. Poi è stato usato anche in termini abbastanza strumentali, questo sì. Però ecco, sì, è una cosa mia, perdonami, volevo sentire un tuo parere. No, concordo con l'antipatia per il te, per la terminologia, è una semantica in qualche misura deformata e sicuramente ideologica. Tra l'altro, per femminicidio ormai, cioè il termine femminicidio descrive non soltanto l'uccisione di una donna per motivi appunto di carattere culturale, paternalistico, per limitarne la personalità e tutte le capacità espressive, ma attiene addirittura alle molestie, ai maltrattamenti, quindi è stata espansa a tal misura che non è più neanche descrittiva effettivamente del reato di cui si parla, quindi è proprio una deformazione lessicale e semantica basata e dovuta esclusivamente all'ideologia, che francamente non, secondo me, poi finisce per avere l'effetto di
ritorcersi contro la sua origine, quindi produce effetti negativi a prescindere. Quindi sono quel tipo di politica che purtroppo la sinistra ha fatto negli ultimi decenni, soprattutto negli ultimi anni, con effetti sommessamente disastrosi dal punto di vista degli effetti rispetto a quello che erano gli obiettivi iniziali. Per cui ho le stesse tue sensibilità negative e ne aggiungo delle altre, come vedi. Ecco, noi siamo Radio Libertà, ma io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, prima perché non è il mio mestiere, poi perché non saprei neanche farlo. C'è un punto però che mi fa pensare che le donne del centrodestra abbiano accelerato, perché io nel corso degli anni ho visto spesso e volentieri comportamenti da parte delle donne di centrosinistra a dir poco discutibili. Per esempio, fu portato avanti un po' di anni fa la legge contro l'infibulazione e fu portata avanti, c'era adesso non mi ricordo più il cognome, una parlamentare, sto parlando di 14-15 anni fa, prima dell'arrivo di Mario Monti, e fu portato avanti da una parlamentare leghista, mi dispiace che non mi ricordo più, era bergamasca, Lussana, che era omonima dell'ex Lussana, direttore. Sì, da Lussana, certo. Ecco, e insieme mi sembra, era una parlamentare di Forza Italia. Insomma, prima le parlamentari di sinistra non volevano saperne. Io me lo ricordo quelli perché l'abbiamo seguito, quella volta eravamo a Radio Padania. Prima volevano astenersi, volevano, come dire, starsene fuori, e poi a torto collo l'hanno approvato, però cercando di coprire il fatto che quell'iniziativa provenisse da un orientamento femminista ma politicamente di destra. Può essere che le donne di destra di questo centrodestra di governo, anche memori per me quello fu anche un brutto torto, è stato brutto vedere le parlamentari di sinistra quella volta comportarsi in quella maniera. Può essere che si sia voluto un po' schiacciare sull'acceleratore, poi creando quelle situazioni di cui abbiamo appena parlato. Certo, è possibile, però rientrerebbe, se fosse vero, in quel meccanismo di sudditanza culturale al quale accennavo prima. Una cosa voglio dire, che nessuno intende negare qui che esistano omicidi di donne anche per motivi appunto di cultura, di genere, proprio nella maniera più con origini e scaturigini retrograde. Sono stati 113 nel 2024. È vero che c'è un calo tendenziale rispetto negli ultimi 10 anni, però questo non toglie che il fenomeno esista. Quello che io continuo a dire è che questo tipo di interventi legislativi non hanno, secondo me, alcun effetto su questo tipo di fenomeni e potrebbero averlo invece altri meccanismi, altri interventi. Ecco, questo sicuramente. Scusami, ma avevo dimenticato di dirlo e mi pareva una cosa importante da dire. Assolutamente, anche perché adesso faccio il bravo giornalista di Radio Libertà, però dico quello che penso. Io alla fine, se anche andasse tutto in porto, io non mi stupirei se un domani un magistrato, di fronte a un femminicidio compiuto da un islamico, traesse conclusioni diverse da quelle che vuole la legge. Abbiamo già visto sentenze. Sì. Hai perfettamente ragione, perché tra l'altro resterebbero intatte i meccanismi giudiziari, per cui un giudice potrebbe applicare appunto le esimenti, le attenuanti, e quindi eliminare l'ipotesi dell'ergastolo nei confronti dell'omicidio, cioè scusami, del femminicidio, e quindi saremo da punto a capo, insomma, certo. Poi alla fine la radice abbiamo visto che il padre dell'Ulivo mondiale, del PD, del DS eccetera, si è comportato secondo il più vieto esponente del patriarcato. Se non sbaglio anche con te, che eravamo l'altro giorno, Romano Prodi
se fosse stato il giornalista fosse stato un uomo, non si sarebbe permesso di comportarsi in quella maniera villana e aggressiva. Alla fine diciamo che dipende sempre da che maglia indossi, no? Ma questo è un paese fondamentalmente ipocrita e a doppio peso, quindi su questo purtroppo questo cambierà difficoltosamente, e anche su questo sarebbe interessante un qualche intervento culturale, ma insomma vedremo. Allora, intanto vi segnalo ancora l'articolo di Maurizio Tortorella su Panorama, che troverete in edicola fino a domani e anche naturalmente online. Io ringrazio ancora Maurizio per essere stato come sempre disponibilissimo ai nostri microfoni. Grazie ancora e risentirci a presto, Maurizio. Grazie a te, Luigi, buona serata a tutti. E andiamo, appropinquiamoci verso l'uscita di scena, verso il termine di questo oltre la pagina. Parlando di pensioni, non solo trattengono le tasse, ma quando calcolano ISE per le detrazioni e estensioni, calcolano il lordo, così ti fregano 2 volte. Vabbè, bisogna... Sapete cos'è? Che allora, seriamente, questo è un tema da approfondire, da trattare anche magari come faccio io, chiamando gli addetti ai lavori. Questo è un punto, assolutamente, quindi devo raccogliere gli input. Ma voi parlate con chi, nonostante la non più verde età, non sa più quando andrà in pensione. Perché quando io ho cominciato a avvicinarmi al traguardo, la mia categoria, i giornalisti, andava ancora in pensione a 60 anni. Poi, bam, è arrivata Fornero 65. Poi mi ricordo il presidente dell'ordine dei giornalisti. Sono riuscito a impedire che lo portassero a 67. E invece poi l'ha portato a 67. Adesso pensavo fosse 66 anni, 6 mesi e un giorno, invece ho scoperto, poi bisogna sempre capire, andare a vedere più da vicino, che comunque è 67, e mi viene malinconia. No, queste sono battute, avete ragione, assolutamente. Così ti fregano 2 volte. Guarda, questa frase qua mi fa pensare che siamo in Italia. Quando sento dire ti fregano 2 volte, non ho dubbi. Dai che ho dato una risposta demagogica, ma sincera. E grazie allora anche a tutti voi per questo. Mi scuso ancora per non essere stato in grado tecnicamente di rispondere ai vostri quesiti sulle pensioni. Vi ricordo ancora giovedì alle 17 con la rubrica condotta dagli avvocati. Andiamo fermato il presunto assassino di Sara, il PM la molestava da 2 anni con insistenza all'apertura dell'ANSA e anche un po' di tutti le agenzie. Le Pen e i suoi, il sistema sganciato contro di me, la bomba nucleare, non ci faremo rubare le elezioni. Vediamo l'apertura di Dago Spia. Allora, il qualunquismo del pacifismo, insomma, la mitica Rita De Crescenzo ormai fa cicicocò con i 5 Stelle, e con questo abbiamo visto tutto. Attendiamo sviluppi. Grazie a Sveva, meravigliosamente sulla torre di comando e regia tecnica anche oggi, e grazie a tutti voi per aver scelto sempre Radio Libertà. Buon proseguimento a tutti. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando